A San Pelagio, presso Treviso, un gruppo di artisti degli spettacoli viaggianti ha fondato un collegio, nato come un gesto di ribellione contro una tradizione che si ostina a chiamarli zingari, che li vuole irrequieti e instabili girovaghi. Qui i figli dei girovaghi non girano affatto, ma giocano e vivono tra loro i meravigliosi viaggi della fantasia come tutti i bambini di questo mondo. Ora che la civiltà del macchinismo è definitivamente entrata nel mondo dei Luna Park, il girovago non ha più in buona parte dei casi alcunché di anarchico, di ribelle, di sregolato. Pianifica il suo lavoro come un direttore d'azienda e, diviso parcamente il suo tempo tra affetti e affari, manda borghesemente i figli in collegio perché studino, siano educati, diventino magari ragionieri o dottori, perché il carrozzone dei nostri sogni infantili resti poco più che un simbolo. Ogni tanto, quando il lavoro lo permette, va a trovarli e li porta con sé per una breve visita in famiglia. Questo bambino è Luca, che va oggi al Luna Park, ma non a trovare la luna. Quando avranno finito di correre, i suoi amici penseranno a lui con una punta di invidia, non per le giostre e gli autoscontri, per i tiri a segno e le montagne russe, ma perché oggi Luca va a casa e mangerà con suo padre e con sua madre. Gli abbracci tra Luca e sua madre sono scanditi nel tempo. Nella sua testa di bambino, Luca li ha segnati di rosso, come i giorni di festa, per pensarci la sera prima di dormire. Quando arriva l'ora dello spettacolo, Luca ha appena il tempo di confrontare, con la fotografia che ha in collegio, le prime rughe e i primi capelli grigi. Ogni volta che la vede, ne trova qualcuno di più. Poi se ne deve andare fuori tra la folla che ride e che è venuta anche per vedere sua madre. Signori e signore, vi presentiamo l'ottava meraviglia del mondo, Miss Jolly e Miss Betty. Due bocche per sorridere, due bocche per mangiare, ma il cuore e il corpo è uno solo. Signori, accomodatevi che lo spettacolo sta per cominciare.
Ho l'alto piacere di presentare a voi l'ultima novità artistica e scientifica del giorno, le sister olandesi. Sister, prego, salutate. Prego, salve. Dite ai signori come vi chiamate. Jolly. Per cortesia una alla volta. La testa di sinistra. Miss Betty. La testa di destra. Miss Jolly. Miss Betty e Miss Jolly, quanti anni avete? Noi avere 29 anni. Voi avete 29 anni, dove siete nate? Noi In Serenate, in Olanda, da genitori veri. Quindi siete italiani. Ditemi un po', di passaggio da questa città, ad esempio nell'ora dei pasti, che preferenza avete nel mangiare? A me piace mangiare uccelletti arrosto. Ah, lei piace mangiare gli uccelletti arrosto. L'altra? A me pizze dolci e cioccolatini. Ma allora, signorine, devo dubitare che tra voi due non andate d'accordo. Al contrario, noi andare sempre d'accordo. Anche Luca, bambino come tutti gli altri, si trova la sera solo a inseguire i suoi sogni e le sue delusioni.